I don't know, I'm fine without you. Della terza vittoria consecutiva in campionato la TechFind San Salvatore, che nel sesto turno della Serie A2 riceve al Palaviena la iWork Faenza capitanata da Simona Ballardini. Il San Salvatore, trascinato fin qui da una super Cinzia Arioli, miglior marcatrice di tutta la Serie A2 a quasi 19 punti di media, ha fatto ottime cose ottenendo 3 vittorie su 5 gare, 2 successi consecutivi su Umbertide e Livorno, peraltro in trasferta nell'ultimo turno in terra labronica. Le giallonere sono state protagoniste di una buonissima prova difensiva, appena 38 i punti concessi alle avversarie. Faenza invece reduce dal turno di riposo, in precedenza aveva rifilato ben 20 punti, niente meno che una delle favorite del campionato, ovvero la Spezia. Tutto pronto per l'inizio della partita, arbitrata da Lucia Bernardo di Aprilia e Francesca Cavedon di Udine. In quintetto per la TechFind Giulita Bungaite assieme a Martina Pandori, Cinzia Arioli, Giovanna Pertile, Delia Gagliano, pure lei con cifre molto importanti in questo avvio di stagione, doppia cifra di media, in particolare per l'ala forte del San Salvatore. Greta Brunelli torna da ex, è andata a prendersi il primo tiro della partita, lo ha sbagliato per Faenza. Assieme a lei nel quintetto disegnato da coach Paolo Rossi ci sono con il numero 0 Federica Franceschielli, con il numero 4 invece Licia Schwienbacher, Simona Ballardini, poi con il numero 14 c'è Serena Soglia. È arrivato il primo canestro della partita, lo ha mandato a segno il San Salvatore, ha fatto esplodere il pubblico anche oggi numeroso sugli spalti del Palaviena. Il backdoor qui di Schwienbacher, molto ben preso, segna con il fallo Andrea Lunetta con il tiro libero supplementare. La playmaker classe 1995, originaria di Merano, giocatrice che sta producendo cifre interessanti in questa stagione. Sono 5 punti, 2 assist di media in 21 minuti di impiego, insomma uno dei perni della formazione di coach Rossi. Segna anche il libero aggiuntivo e dunque vantaggio Faenza, che ha proposto qui una press sulla rimessa della TechFind, che però è arrivata dall'altra parte senza particolari problemi. Pertile oltre l'arco per Martina Pandori, fa circolare per Arioli che prova ad attaccare dal palleggio Franceschelli, va a sporcare la linea di passaggio completa, poi il recupero, si lancia in contropiede solitaria, però deve attendere le compagne, prende tempo, sulle sue tracce c'è Pertile, buonissima la chiusura di Bungaite sulla linea di fondo, tripla per Ballardini, secondo ferro, rimbalzo lungo però conquistato da Franceschelli con più energia delle giallonere in questo momento a rimbalzo. Schwienbacher gioca il pick and roll con Soglia, pescata dentro da Ballardini con l'aiuto della sponda, ma non c'è la ricezione della numero 14 Pandori. Dall'altra parte Gagliano, il taglio lungo la linea di fondo di Pertile, quindi ancora pick and roll sul lato tra Bungaite e Pandori, non trova sbocchi, deve andare da Gagliano, 8 secondi per il tiro del San Salvatore, linea di fondo di Gagliano contro 2 avversari, deve scaricare fuori questo pallone, finisce col perderlo, contropiede per Schwienbacher. Faenza si lancia dall'altra parte, appoggia al vetro ma sbaglia la playmaker della iWork. Pertile si corre tanto in questo inizio di partita, tripla in transizione rifiutata dal ferro, il pallone fa dentro e fuori. Allora stavolta vuole calma Schwienbacher, chiamata 2 nell'attacco di Faenza. L'uscita dai blocchi per Greta Brunelli, il consegnato ancora per Schwienbacher, riceve Brunelli, tiro da 2 punti, lei sta tirando con il 50% da 3 punti, pensate, in questo avvio di stagione. Arioli dall'altra parte, un palleggio di troppo, forse arrivano le mani rapidissime di Ballardini a soffiarle la sfera, chiamata la palla contesa e la rimessa in virtù della regola del possesso alternato che viene assegnata alla TechFind. Sarà la stessa Arioli a incaricarsi della rimessa in gioco. 7 minuti e 45 per chiudere il primo quarto qui al Palaviena, 3-2, questo è il vantaggio per la iWork Faenza. Un canestro di Pertile da una parte, un gioco da 3 punti per Schwienbacher dall'altra. Pertile dentro, un buonissimo pallone per Gagliano che però qui non riesce a trovare la giusta misura. Schwienbacher lancia la transizione di Faenza, la partenza di Franceschelli anche un po' sospetta, in questo caso viene chiamata l'infrazione di passi da parte dell'arbitro, interrotto l'attacco faentino
pare condivisibile in questo caso il giudizio arbitrale. Rimessa che verrà eseguita dunque da zona difensiva da parte di Cinzia Arioli. Si segna poco in questo avvio di gara, il San Salvatore sta difendendo bene in questa fase iniziale della stagione, insomma lo abbiamo detto, appena 38 punti concessi in caso della neopromossa Livorno. Qui è bravissima Arioli ad attaccare con il primo passo molto aggressivo. Schwienbacher usa un po' troppo le braccia, anche qui il fischio è corretto. Il primo fallo personale per la playmaker della Iwork Faenza in piedi, coach Paolo Rossi. Parleremo tanto di lui nel corso di questa telecronaca perché il suo curriculum insomma non ha bisogno di presentazioni, ma lo approfondiremo comunque. Palla in angolo intanto per Pertile, dentro la bomba, sorpasso Selargius sul 5-3 dopo qualche passaggio a vuoto offensivo. Dunque ritrova il vantaggio la squadra di coach Antonello Restivo. Ballardini per Franceschelli, dentro il tiro in allontanamento ancora per Simona Ballardini. Extra possesso Faenza, la tripla di Schwienbacher, scheggia malapena il primo ferro. Arioli va a infrangersi sul muro eretto da soli. Ingenuità qui per la playmaker del San Salvatore, le chiede calma coach Restivo. Ovviamente l'indicazione è quella di affondare sempre la transizione. Prima però meglio alzare la testa per vedere qual è il posizionamento difensivo. Qui la palla persa dal San Salvatore offre un'altra opportunità in attacco per Faenza. Abbiamo detto con un bilancio positivo in questo avvio di gara, in questo avvio di stagione, chiedo scusa, 2 vittorie, altrettante sconfitta di misura a Umbertide nel turno d'apertura, riscatto interno contro Ariano Irpino, poi altra sconfitta ma di soli 3 punti contro la favoritissima Campobasso. Dunque anche in virtù diciamo delle avversarie incontrate fin qui si può ritenere soddisfacente questo avvio di stagione per Faenza, che va a recuperare un buonissimo pallone con Brunelli. Si accontenta del long touch, Schwienbacher fa male qui in un modo o nell'altro. Bungaite arriva in controllo del rimbalzo difensivo, chiamata maglia per Arioli sul lato destro d'attacco del San Salvatore. Il blocco alto di Gagliano, Pertile sul lato di Bungaite, gioca il pick and roll laterale, step back, il tiro da 2 sbagliato da Giovanna Pertile, sempre più 2 per il San Salvatore. Attacca per pareggiare dall'altra parte la Iwork con Ballardini, prova ad attaccare Gagliano sul cambio, preferisce andare in punta da Brunelli, presa in consegna invece da Pertile, va dentro Brunelli, prova a riaprire, rischia la palla persa. 6 secondi per il tiro di Faenza, c'è la spinta evidente di Bungaite ai danni di Ballardini e dunque fallo che premia l'attacco della Iwork. Siparietto a bordo campo tra Ballardini, che si lamentava ovviamente per il colpo ricevuto sulla schiena, il presidente del San Salvatore Selargius, Marco Mura, appunto a bordo campo. Siparietto che si è concluso con una risata per entrambi. 2 tiri liberi primi della partita per Simona Ballardini, curriculum davvero importante per lei, 92 presenze in nazionale, ha giocato in A1 con Faenza, Schio, Venezia, Umbertide, Taranto, Priolo, ha vinto uno scudetto, 2 coppe Ronchetti, 2 coppe Italia, anche un'ora ai giochi del Mediterraneo con la nazionale italiana. Ha riportato dunque in parità con il 2-2 dalla lunetta la Iwork Faenza. La sua parabola è ovviamente iniziata dalla sua città, la città di Faenza. Qui gran scarico sotto, Tibè si fa trovare puntuale con l'appuntamento col canestro. Primi 2 nella partita per Angelica Tibè, che è subentrata in campo. È uscita Julita Bungaite per il San Salvatore, se non ricordo male già con 2 falli in questi primi 4 minuti e mezzo di gioco. Cercheremo di essere più precisi non appena sarà possibile. Brunelli crea separazione con Gagliano, il tiro cadendo all'indietro è molto ben eseguito dalla giocatrice che ha giocato da protagonista su questo campo nella stagione 2014-2015 con numeri lusinghieri. Anche di questo parleremo più avanti. Parità a 7, 5 minuti da giocare nel primo quarto. Fallo di Schwienbacher qui, e questa la segnalazione, un fallo che è arrivato lontano dalla palla, mentre ci sono cambi anche per coach Rossi. In panchina è pronto il primo ingresso in partita con il numero 6 di Lucia Morsiani, una delle giocatrici di maggior impatto offensivo senz'altro di Faenza. Va a lasciare il campo invece Franceschelli. Questa la sostituzione, ci sono 3 falli di squadra per il San Salvatore, 2 per Faenza. 5 minuti 2 secondi da giocare prima della conclusione
del primo quarto, rimessa a beneficio di Giovanna Pertile, gioca il pick and roll con Tibè, si arresta, poi serve ancora la compagna, un palleggio dove non c'è spazio, arrivano puntuali le mani di Simona Ballardini. Già dall'altra parte la numero 8 prova ad affondare il coast to coast contro Pertile, le manca un po' di precisione per trovare la via del canestro. Allora Pertile per Arioli, Arioli osserva il piazzamento delle compagne, vede Pertile dall'altra parte, altra tripla aperta, questa non realizzata dalla giocatrice ex Reyer Venezia. Poi buono il tagliafuori a rimbalzo di Brunelli su Gagliano. Applausi comunque per questo attacco del San Salvatore, parità a 7, 4:32 ancora da giocare nel primo quarto. Martina Pandori si occupa di asciugare il campo, mentre noi approfittiamo della pausa per ricordarvi che siamo in diretta anche su un altro campo in questa sesta giornata del girone sud del campionato di Serie A2. Cus Cagliari contro Nico Basket Pistoia, in diretta su Directa Sport, ma anche su 0766 News Trip TV. E poi situazione che si ripeterà anche domani per il match della Virtus Cagliari contro la Jolly Acli Livorno. Intanto si conferma interessante l'ingresso in campo di Angelica Tibè anche dal punto di vista difensivo, qui buono l'anticipo, poi va a franare su Ballardini, dunque non si può esimere la coppia arbitrale dall'andare a rilevare il primo fallo di Angelica Tibè. Colloquio individuale per coach Restivo con Arioli, come detto miglior marcatrice di tutta la Serie A2, 18,8 di media, è partita fortissimo davvero, nonostante sia costretta ad avere tanti compiti di regia viste le condizioni ancora non perfette di Mataloni, che però è pronta proprio in questo momento al suo primo ingresso in campo, sta pian piano insomma guadagnando autonomia la playmaker anconetana. Ricezione in post basso intanto per Morsiani, giro e tiro nel mismatch con Pertile, trova soltanto il secondo ferro Gagliano, allora porta palla nella metacampo d'attacco per la Techfind, serve Pertile, poi Pandori per Arioli, attacca Schwienbacher, ancora un primo passo molto aggressivo, segna con il fallo Cinzia Arioli ad attaccare il ferro con cattiveria. Ce n'è per 3 anche qui, vantaggio San Salvatore, 9-7, altro squillo di Arioli, partita nella partita direi molto avvincente con Ballardini. Intanto fuori Pandori, dentro Margherita Mataloni. Pandori, ricordiamo, classe 2003, la più giovane in campo, sempre schierata in quintetto in queste prime 6 giornate di campionato da parte di coach Restivo, uno dei migliori prodotti nel vivaio della Techfind senz'altro nelle ultime annate. Tutto pronto per l'esecuzione di Arioli, che oltre a segnare tanto sta anche producendo per le compagne 4,6 rimbalzi di media e 3 assist, il tutto con il 91% a cronometro fermo. Arioli sbaglia però il libero supplementare, allora si resta sul +2 Seladrus, 9-7. Ballardini, la finta di passaggio, poi va a coinvolgere in angolo Brunelli, carica da 3, sbaglia, rimbalzo lungo con Soglia che è la prima ad arrivare e viene rilevata una spinta lontano dalla palla, se non ho visto male, di Arioli o forse di Mataloni. Vediamo un po' chi viene assegnato il fallo, dovrebbe essere il primo di Margherita Mataloni, mentre ci sono dei minuti di riposo per Ballardini. Soglia in lunetta per Faenza, Serena Soglia che segna il primo, giocatrice classe 2000, dunque molto giovane anche lei, 7,8 punti di media in 21 minuti di impiego con 4 rimbalzi e mezzo, contributo di sostanza dunque per la ventenne della E-Work, che pressa ancora sulla rimessa dal fondo del San Salvatore. Squadra ancora a braccetto a quota 9, 3,25 da giocare nel primo quarto. Pertile dal palleggio per Mataloni, chiamata offensiva per la giocatrice ex Civitanova Marche, tra le altre Arioli gioca a 2 con Tibè, attacca sul lato sinistro, non c'è spazio, Mataloni in ritmo da 3, secondo ferro, Tibè per poco non arrivava sul rimbalzo offensivo, si scatena la transizione di Faenza, il tiro da sotto sbagliato da parte di Franceschini e arriva poi la correzione che permette a Faenza di arrivare in vantaggio sul 11-9. In piedi anche Marcello Iba, assistente di Antonello Restivo in panchina. Gagliano cerca iniziativa personale, frana
quasi sul raddoppio ordinato dalla difesa faentina. Ci sono 4 secondi per il tiro, si deve inventare qualcosa. Mataloni, palla parlante sotto Pertile, inchiodata da Morsiani, poi scadono i 24. Applaude comunque la panchina giallonera mentre arriva un altro cambio per Faenza, rotazione già praticamente impiegata quasi per intero nel primo quarto da parte di coach Rossi. In campo Elisa Chiabotto, un'altra giovane interessante, classe 97, scuola Moncalieri, che arriva dalla 1 e da Empoli per la precisione, proprio come Brunelli, che riceve in questo momento la finta di andare a destra, poi parte verso sinistra, accetta il cambio Gagliano, il pallone in angolo per Morsiani, arriva il taglio proprio della nuova entrata Chiabotto, il tiro rifiutato dal ferro, molto sfortunata qui Chiabotto, gran rimbalzo d'attacco ma poi sbaglia ancora la giocatrice in canotta numero 2, affonda la transizione Arioli. Pertile, qualche problema qui nel controllo del pallone. Tibè, Mataloni, ancora Pertile, vorrebbe servire il post basso di Gagliano, ci riesce con una sorta di lob molto brava qui Delia Gagliano, in gran crescita, sembra sul punto di maturare in maniera definitiva, ripristina la parità a quota 11. Brava nella lettura anche Tibè, perché era marcata d'anticipo Gagliano, allora è andata con il lob per farla ricevere, insomma sulla mano più lontana la giocatrice veneziana. Qui errore per Faenza, Arioli dall'altra parte apre il campo per Mataloni, che attacca il close out, ma c'è l'infrazione di passi segnalata dagli arbitri, dunque tutto vano. Mataloni sembrava essere andata decisa per prendere il fallo con la posizione del corpo dell'avversaria, si trattava nella circostanza di Franceschini, che era un po' sbilanciata, evidentemente ha mosso il perno prima del tempo. Allora palla persa, si resta in parità a quota 11, primo quarto assolutamente equilibrato qui al Palavienna, mentre circola il pallone con Chiabotto, gioco a 2 sul lato con Morsiani che può attaccare lontano da canestro. Gagliano tiene benissimo anche sul passo d'incrocio e allora propizia questa palla persa da parte di Faenza. Sbuffa in panchina coach Rossi, un po' di frenesia da parte di Morsiani in questo caso, qualche lettura insomma un po' approssimativa, mentre Arioli va a recuperare il pallone per la rimessa. Esaurito il bonus dal San Salvatore, ricordiamo 3 falli di squadra invece per Faenza. Ancora questa press per mangiare dei secondi e per recuperare palla ancora una volta, l'appoggio stavolta è vincente per Franceschelli. Sorpasso Faenza sul 13-11, dovrà trovare delle contromosse coach Restivo su questa pressione che mette in crisi Selargius. Qui Gagliano trova la struttura del tabellone su questo passaggio di riapertura complicato, momento di appannamento, il primo nella partita per le giallonere. Allora coach Restivo va a chiamare il time out quando mancano 56 secondi e mezzo alla prima sirena della partita. Uno spot e poi torniamo in diretta. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. La press sulla rimessa dal fondo sta creando dei problemi alla TechFind, dunque coach Restivo è corso ai ripari chiamando il time out e operando anche un cambio. C'è il primo ingresso di Francesca Mura, che ha trovato un po' di minutaggio in questo avvio di stagione. Ricordiamo che sta recuperando anche lei la miglior condizione possibile dopo la rottura del crociato accusata lo scorso anno. Se non ho visto male il San Salvatore peraltro parte a zona dopo il time out, zona attaccata in maniera
perfetta da manuale qui da Faenza, palla in gomito, poi dentro per il taglio, arriva il canestro di soglia per il massimo vantaggio faentino sul più 4, 15-11. Mataloni per Tibè, il taglio dentro di Mura, si va fuori da Arioli, il gioco a 2 con Pertile, mette la retromarcia, vuole attaccare qui il mismatch con Morsiani, 20 secondi, Arioli si crea lo spazio per il tiro da 2 punti, lo manda a segno, questo è il suo marchio di fabbrica, il suo tiro preferito, attaccando il cambio difensivo. Arioli accorcia sul -2, è tornato a uomo il San Salvatore mentre attacca Chiabotto, tentativo di scarico per Soglia, legge in anticipo Arioli che poi si lancia in contropiede, va a prendersi il buon fallo di Morsiani e la reazione giallonera è griffata ancora Arioli dopo il time out e dopo anche un brutto canestro subito con la partenza a zona. Faenza che ha trovato i 2 punti con l'appoggio comodo da sotto di soglia, leggendo appunto bene la difesa giallonera. C'è la rimessa, 1 secondo e 4 da giocare, la rimessa per Arioli, non c'è tempo per il tiro. Arioli non era stata probabilmente neanche avvisata del fatto che mancasse così poco al termine del primo quarto. Allora pausa nella partita, Faenza avanti qui al Palaviena dopo i primi 10 minuti di gioco, 15-13, partita equilibrata, per noi ancora un po' di pubblicità, poi nuovamente in diretta per il secondo quarto. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ed eccoci tornati in diretta su Directa Sport per seguire il secondo quarto della sfida valida per la 6ª giornata del campionato di A2 femminile girone sud. TechFind sotto di 2 lunghezze contro la eWork Faenza, 15-13 il risultato sul tabellone. Si riparte con Mura, Mataloni, Arioli, Tibè, Pertile per Selargius, Chiabotto, Franceschelli, quindi ancora con il numero 5 c'è Franceschini, con il numero 6 Morsiani per Faenza e poi con il numero 12 c'è Beatrice Baldi. Ecco la sua ricezione oltre l'arco, il tiro da 3 punti sbagliato, ma lei stessa va a prendersi il rimbalzo, fallo deciso di Mura. Bella giocata qui di Baldi, di intensità, mentre il San Salvatore deve registrare qualcosa a rimbalzo difensivo. 2 tiri liberi allora per Baldi, giocatrice classe 2000 anche lei, arrivata in estate dopo un biennio sempre in A2 in quel di San Martino di Lupari, prospetto di interesse nazionale a lungo, insomma, nelle varie nazionali giovanili. Ha giocato peraltro in Serie 2 anche a Marghera in questa stagione, per lei quasi 5 punti di media con il 75% ai liberi. Qui fa 2 su 2, allora più 4 ripristinato e ancora press per Faenza. Stavolta il San Salvatore ne esce fuori benissimo, può attaccare anche in sovrannumero. Tibè per Mataloni, Arioli con ritmo da 3 punti, la mette Cinzia Arioli per accorciare sul -1, 17-16. Molto bene qui la TechFind nel punire la press di Faenza, press che ovviamente comporta degli sbilanciamenti che possono essere attaccati con il sovrannumero. Creato il tiro piedi per terra per Cinzia Arioli, specialista, non ha perdonato per il -1, 17-16 come detto, e anche palla recuperata dall'altra parte per le padrone di casa, mentre si accende anche il tifo del pubblico di casa. Arioli qui una sbracciata per liberarsi dalla pressione di Chiabotto, sceglie la penetrazione andando verso destra, non riesce ad arrivare però fino al capolinea, attacca allora Chiabotto dall'altra parte, prende il centro dell'area contro Pertile, sbaglia Tibè e poi Arioli è già dall'altra parte, si era persa un giro difensivo e appoggia comodamente il layup con la mano sinistra che permette al San Salvatore di tornare avanti sul 18-17. Ancora Arioli protagonista, una tripla e un canestro in contropiede, 5 punti per il capitano
Seguiamo questo attacco di Faenza, post medio per Morsiani, passo d'incrocio, arriva anche l'aiuto puntuale di Tibè, poi sul perimetro Chiabotto cerca questa tripla difficile e un airball per Chiabotto, il pallone si perde oltre la linea di fondo mentre esce Tibè. Buona energia in uscita dalla panchina per lei già sul finire del primo quarto. Torna Delia Gagliano, rimessa dal fondo e ovviamente si alza minacciosa la press come sempre della E-Work. Mataloni qui attirata su un raddoppio, Gagliano ci arriva con un istante di ritardo, va a contenderle il pallone Franceschini, che si è fatta male a un gomito, almeno così sembra, speriamo non si tratti ovviamente di nulla di grave per la giocatrice di Faenza, che si rialza un po' dolorante, ma anzi dolorante alla spalla destra, non al gomito. Non dovrebbe essere insomma nulla di grave però per lei, prontamente in piedi. 8 minuti 2 secondi, fasi iniziali del secondo quarto, con il San Salvatore che è stato capace di tornare avanti grazie a una del capitano Cinzia Arioli. Una tripla, un canestro in contropiede. Faenza però insomma sempre ben presente in partita, l'equilibrio la fa ancora da padrone qui al Palavienna. Ricordiamo anche le altre partite che compongono questo turno, lo faremo anzi a breve, non appena avremo il conforto del sito della Lega Basket femminile, mentre sfruttiamo questa pausa per darvi anche un po' di statistiche con Faenza, che è un attacco molto più prolifico rispetto a quello del San Salvatore. Sono 66,6 punti di media rispetto ai 59,2 realizzati da Selagius. Vedremo se questa tendenza insomma verrà confermata in questa partita. Qui cerca l'anticipo Franceschini, molto brava a sporcare la linea di passaggio, Mura è costretta a fermarla con un fallo, è già il secondo della sua partita. Francesca Mura, primo ingresso in partita un po' sfortunato per lei. 7,53 da giocare nel secondo quarto. E allora altra opportunità offensiva per la E-Work Faenza, l'opportunità del controsorpasso, va a bloccare Franceschelli ancora dal palleggio, agisce Schwienbacher, il tiro di Morsiani da 2 morbidissimo a segno, ed eccolo qui il controsorpasso firmato Lucia Morsiani. 19-18. Angelica Tibè dall'altra parte mantiene il palleggio aperto, in punta Pertile ancora a sporcare la linea di passaggio e a recuperare il pallone Franceschelli, contropiede con errore però in questo caso per Beatrice Baldi. Mantiene il possesso qui Faenza, Pertile mette una pezza qui con la stoppata, poi Schwienbacher, ancora tanta pressione su Mataloni che viene indotta qui alla palla persa e infatti e questa è la segnalazione, rimessa per Faenza. Sta soffrendo Mataloni, la gran pressione di Schwienbacher, giocatrice con buonissime qualità difensive. La pressione sulla palla, altro tema col quale il duo Restivo-Ibba deve confrontarsi insomma in questo avvio di gara, conciliabolo tra i due che stanno evidentemente studiando delle soluzioni. Deve gioco forza prendersi qualche minuto di riposo Arioli, che infatti è in panchina in questo momento. Il San Salvatore se la deve cavare anche senza di lei. Di questo avevamo discusso a margine dell'ultima affermazione interna contro Umbertide. Insomma, Arioli è importante, ma a Techfine che non deve essere dipendente dal proprio capitano. Qui la rimessa eseguita bene per Mataloni, dall'altra parte era arrivato in precedenza un fallo in attacco per Baldi, se non abbiamo visto male. Intanto Tibè per Mura, vedete quanta pressione porti sulla palla Faenza, sporcata anche questa ricezione di Pertile da parte di Schwienbacher. 6,39 per tornare negli spogliatoi, vantaggio Faenza 19-18, time out in campo, lo ha chiamato la panchina del San Salvatore. Noi torniamo sulle statistiche di cui parlavamo in precedenza. Abbiamo detto di Arioli come miglior marcatrice del campionato, considerando entrambi i gironi della Serie A2, 18,8 di media. Brunelli è tra le migliori tiratrici da 3 punti con il 50%, e Gagliano è invece la quinta miglior rimbalzista di tutta la Serie A2, 11,8
di media portati giù dalla lunga prodotta dal settore giovanile della Mercedes Alghero. Anche un po' di amarcord, ricordiamo come andò la sfida dello scorso anno su questo campo, la prima partita del 2019, affermazione per la Techfind con il risultato finale di 74-70 dopo un tempo supplementare decisivo, in quel caso i 26 punti di Cinzia Arioli. Al ritorno invece a Faenza ampia affermazione dell'iWork che spense in quella giornata di aprile, insomma, in maniera definitiva le speranze, o meglio le velleità di playoff della formazione allora guidata da Fabrizio Staico. Esaurito il time out, si torna in campo, ricordiamo il punteggio qui al Palaviana, vantaggio Faenza 19-18, 6-39 per chiudere il secondo quarto. Pertile sulla rimessa per la Techfind, il blocco di Tibè per l'uscita di Mataloni, non c'è spazio per la ricezione, arriva in maniera intempestiva qui il pallone di Pertile, ringrazia Faenza che è già dall'altra parte, Franceschelli, murata da Pertile che si danna l'anima per rimediare al suo stesso errore. Vediamo un po', qui c'è un fallo, una spinta segnalata ai danni di Pertile e il fallo commesso da Franceschelli, il primo della sua partita. Questa è l'interpretazione arbitrale. San Salvatore soffre in regia senza Arioli, allora non può fare a meno del cambio. Coach restivo Mataloni abbastanza arrabbiata con se stessa, sa di dover accumulare autonomia, minutaggio, resistenza e ovviamente le circostanze particolari di questa gara non la aiutano, perché Faenza mette davvero tantissima pressione sulla palla, aggredisce lei che è ancora un po' sofferente al ginocchio, soffre qui. Maestra nella lettura del pick and roll, ancora Arioli piazzato dalla media, contro sorpasso Selargius, 20-19, 7 punti nel secondo quarto per il capitano della Techfind, che pure ha provato a riposare qualche minuto. Il pallone in post basso per Ballardini, palla parlante per il taglio di Franceschini, palla battuta per terra, ancora alla sua età sa spiegare palla canestro Simone Ballardini, non è arrivato però il canestro per la iWork. Allora Arioli, è pronto il pick and roll alto con Tibè, doppio post alto in questo attacco del San Salvatore. Arioli raccoglie il palleggio, va da Gagliano, buona la partenza contro Baldi, è una delle cose che le riescono meglio perché Gagliano ha piedi veloci, una lunga che sa attaccare, palla in mano, fronte a canestro, lo dimostra in questo caso Baldi che commette nell'errore di abboccare alla finta. Allora più 3 San Salvatore, 22-19, non succedeva da un po' di tempo. Bellissima linea di fondo qui per Sara Franceschini, punita anche qui la difesa della Techfind, ripristinata la situazione di pieno equilibrio. 22-21, l'end off per Arioli, il palleggio poi parte verso sinistra con il blocco che arrivava da destra, invece per Tibè le mani rapide di Ballardini a recuperare un pallone a dire il vero un po' telefonato. Schwienbacher dentro per il taglio di Franceschini, Murassi avvede del taglio alle sue spalle, va a metterci una mano rimessa dal fondo. iWork è molto arrabbiato, coach Rossi in panchina spinge via la sedia. 4:51 per chiudere i giochi nel secondo quarto. Franceschelli per Schwienbacher, si accontenta del tiro da 2 punti, fa bene, lo stampa in faccia ad Arioli che qui non alza la mano sul tentativo dell'avversaria. Avanti Faenza sul 23-22, Gagliano, Arioli qui a un passo dall'anticipo, Franceschini recupera il controllo del pallone, una enormità di perse da parte della Techfind, passo d'incrocio su Gagliano, Ballardini, applaudita anche dallo sportivissimo pubblico di Selargius, trova il più 3 Faenza, un break di 3 punti allora per break di 6 punti intanto, chiedo scusa, per l'iWork, lo show difensivo, ma arriva comunque il tiro da 3 punti, una tabellata per Arioli. Tibè tiene vivo, extra possesso Selargius, Gagliano oltrepassa la linea di fondo con il pallone in mano, si lamenta per una spinta che non viene giudicata fallosa. 4 minuti 3 secondi per chiudere il secondo quarto. C'è un nuovo time out in campo, stavolta a chiamarlo è stato il tecnico di Faenza Paolo Rossi. Parziale aperto di 6-0 per l'iWork. Per noi una brevissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in diretta dal Palaviani.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci tornati in diretta, sta per esaurirsi il time out chiesto da Paolo Rossi. Ricordiamo la situazione di punteggio: Faenza avanti qui al Palaviano 25-22, parziale di 6-0 aperto per la compagine romagnola. Difficoltà qui per il San Salvatore perché Faenza non solo mette pressione sulla palla ma cerca di sporcare ogni linea di passaggio, rendendo veramente la vita complicata all'attacco Selargino. Selargius trascinata come sempre da Arioli, miglior marcatrice di squadra, miglior marcatrice dell'intera partita. Faenza dall'altra parte che però non sta sempre sfruttando a dovere le tante palle perse concesse dal San Salvatore. Questa la ragione che ha fatto arrabbiare coach Rossi, lo ha spinto in precedenza a chiamare il time out. 3:50 da giocare nel secondo quarto, Ballardini attacca verso destra, ancora il cambio con Gagliano, Schwienbacher fuori, guarda il canestro, parte contro Arioli, il blocco e riblocco da parte di Baldi e poi il canestro sbagliato in maniera incredibile da sotto da parte di Franceschini. A proposito di cinismo che manca insomma da parte di Faenza, ne abbiamo avuto un'altra dimostrazione in questo caso. Sta per arrivare intanto il momento di Denise Pinna per il San Salvatore. Qui c'è il raddoppio sul pick and roll e questa è la scelta di coach Rossi per provare a disinnescare Arioli. Raddoppio sul pick and roll che però qui porta al fallo. Schwienbacher sostiene di aver trovato soltanto il pallone, attenzione perché è andata a commettere il terzo fallo della sua partita. Si deve in tutta fretta alzare dalla panchina faentina Greta Brunelli, che ritrova dunque il cambio, protagonista a fasi alterne. Fin qui Brunelli ha tutti i mezzi, soprattutto offensivi, per essere gran protagonista di questa partita. Schwienbacher, regista di Faenza, come detto forzatamente in panchina, rimessa in attacco per Selargius. Si apre Tibel, consegnato per Arioli. Sulle sue tracce Franceschelli, parte verso sinistra, Arioli si aggrappa sostanzialmente a lei, l'avversaria. Si tratta ancora di Franceschelli, sta un po' caricando di falli le giocatrici dell'I-Work. Arioli infatti è il secondo personale anche per Franceschelli. Rimessa in attacco, allora 3:19 per la conclusione del primo tempo. Arioli sulla rimessa riceve Tibè e va ancora con il consegnato per la playmaker di Magenta. Esce Pertile, si sposta verso sinistra, prova ad attaccare la linea di fondo, era pronto l'aiuto di Ballardini, praticamente un airball qui, ma c'è subito la risposta di Pinna che va a prendersi questo pallone vagante. Buon approccio per lei, Gagliano si costruisce l'1 contro 1 contro Brunelli, la sua azione classica con anche il giro sul perno per proteggersi, per creare separazione con l'avversario e poi andare con il tiro appoggiato al vetro. Prima in questo caso c'era stato il fallo che dunque la porta in lunetta con 2 liberi a 3 minuti esatti dalla conclusione del secondo quarto per interrompere l'emorragia. Il San Salvatore non segna da molto tempo, qui sbaglia il primo però Gagliano, che in questa stagione sta producendo, come detto, cifre interessanti, molto interessanti, in doppia di media con 10 e 2 punti a partita, 11 e 8 rimbalzi. Segna il secondo, qui muove il tabellone se non altro, 25-23 a 2:57 dalla conclusione del primo quarto, del secondo quarto. Ballardini per Brunelli, sulle sue tracce c'è Pertile. Franceschelli si apre per la ricezione oltre l'arco, l'uscita dai blocchi e poi la ricezione, o meglio il tentativo di ricezione in post per Ballardini. Franceschini aveva dato quel pallone con un istante di ritardo, si è lamentata per questo Ballardini. Pinna intanto attacca Ballardini e va a prendersi il fallo con personalità contro un totem della pallacanestro italiana, la classe 2001 del San Salvatore. Andrà in lunetta con 2 liberi, torna Morsiani. Intanto non ha gradito la panchina di Faenza l'errore di Franceschini, che dunque si deve accomodare in panchina. Il pallone in post basso in precedenza per Ballardini doveva arrivare con
tempi più rapidi. Pin in lunetta, terza stagione in prima squadra per lei, con minutaggio e responsabilità crescenti. È partita da backup di Arioli quando ancora non era stata aggregata Mataloni al roster nel San Salvatore. L'arrivo ovviamente della giocatrice anconetana le ha scaricato un po' di responsabilità, ma è assolutamente al centro del progetto giallonero per i prossimi anni. Pinna che ha segnato il primo libero, sbagliato invece il secondo, ma c'è il rimbalzo d'attacco per Angelica Tibè, extra possesso importante perché il San Salvatore può sorpassare Arioli. Ancora il raddoppio sul pick and roll, tema costante della difesa di Faenza. Qui la spinta di Brunelli ai danni di Pinna, altra scelta arbitrale che pare condivisibile, nonostante Brunelli si arrabbi un po', forse aveva leggermente spinto con il braccio esterno sul palleggio appunto di Pinna. Sorride amaro anche Ballardini, torna a strettissimo giro di posta in lunetta. Pinna, questo è il libero della parità a quota 25 mentre mancano 2 minuti e 16 ancora da giocare nel secondo quarto qui al Palaviena di Selargius. 1 su 2 ancora per Pinna, arriva Gagliano che però si porta il pallone fuori, da segnali di intensità insomma interessanti in questa fase per Selargius. 2:13, Ballardini va a dialogare con Morsiani mentre c'è un time out individuale per Baldi da parte di coach Rossi in panchina. Un tecnico che definire vincente sarebbe poco. La prima pausa utile andremo a spulciare un po' nel suo palmarès. Ha scelto di rimettersi in gioco alla età di 72 anni, qui va a protestare perché arriva il secondo fallo di Soglia, un blocco irregolare per liberare l'uscita della compagna. E allora Pina dall'altra parte prova ad approfittarne la tech find con Gagliano, l'uscita a ricciolo qui di Arioli, un'altra delle sue opzioni. Qui il tentativo di tiro, ma è ottima la chiusura difensiva da parte di Franceschelli, la stoppata imperiosa di Delia Gagliano che anche questo nel suo repertorio. Passaggio una mano baseball di Arioli, di Pinna per la tripla sbagliata da parte di Arioli. Gagliano poi perde il pallone, contropiede di Franceschelli, va con il fallo terminale. Arioli rischiando anche qualcosa in termini di antisportivo, ma comunque interessarsi del pallone. Per questa ragione non ci sono gli estremi per appunto l'antisportivo, chiesto anche in maniera insomma piuttosto blanda dalla panchina di Faenza. Dovrà accontentarsi soltanto di 2 liberi Federica Franceschelli. 7 punti e mezzo di media in questa stagione per lei, con il 60% dalla lunetta. Segna il primo, vantaggio ospite sul 26-25. 88 secondi da giocare nel secondo quarto. Dopo l'errore c'è stato il rimbalzo di Tibè, poi il pallone gestito da Arioli, chiamata corna da parte di Arioli. Non se ne sono accorte le compagne. Arioli è chiamata a giocare praticamente un 1 contro 1 con Franceschelli. Si inventa questo scarico per Gagliano, un passo d'incrocio abbastanza sospetto ma comunque giudicato regolare. Bella giocata di Gagliano che vale il vantaggio sul 27-26. Pallone profondo, qui l'anticipo sempre della giocatrice in canotta numero 11. E allora rimessa dal fondo con Ballardini sul pallone. 58 secondi per tornare negli spogliatoi. Ballardini prova a servire sotto soglia, arrivano le mani di Pertile, poi Tibè rischia qualcosa. C'è il fallo di Tibè su Ballardini. Giocata di esperienza, di mestiere per Ballardini, che è rimasta colpita ovviamente al petto nella circostanza. Deve assorbire la botta, ma sembra assolutamente in grado di riprendere il gioco. Marcello Ibba si avvicina al tavolo degli ufficiali di campo. Sta per arrivare forse un altro time out per il San Salvatore, che è avanti di una lunghezza sul 27-26. Nessun problema per Ballardini. (55 secondi e 2) da giocare nel secondo quarto. Continua il gioco di sorpassi e controsorpassi qui al Palaviena, in una partita che si gioca veramente sul filo dell'equilibrio.
Dicevamo di coach Paolo Rossi, cestista anche in Serie A con la Scavolini Pesaro negli anni 70, 2 scudetti, una a Cesena e uno a Parma, 2 Coppe Ronchetti, 3 Coppe Italia, di cui 2 proprio con Faenza, con il Club Atletico Faenza, altra formazione non la stessa. Questo è il Faenza Basket Project. Intanto ha fallito il nuovo assalto la formazione ospite. Arioli si lamenta per l'uso delle mani da parte di Franceschelli, è arrivato il blocco di Gagliano, ancora il cambio difensivo di Morsiani, non riesce a creare separazione, Arioli va fuori per Pertile, il fallo di Ballardini che effettivamente ha un po' allungato un braccio andando a cercare il pallone, non trovandolo nella circostanza, fallo che permette al San Salvatore di andare in lunetta. 28 secondi e 4 dal termine del secondo quarto. Giovanna Pertile allora in lunetta, Pertile con 13,6 punti di media fin qui in stagione, in 30 minuti e 4 di impiego, con 4 rimbalzi, 50% ai liberi. Si prepara il ritorno in campo intanto di Margherita Mataloni. Sbagliato il secondo da Pertile, ma c'è ancora Denise Pin, altra cosa buona insomma nel secondo quarto per lei. Vuole calma la panchina del San Salvatore nella gestione di questo possesso, che non sarà ovviamente l'ultimo nel secondo quarto, solo 2 secondi per tirare. Qui show difensivo troppo aggressivo da parte di Soglia, si arrabbia tanto con lei Ballardini, fallo personale, numero 3 anche per lei. Problemi di falli per Faenza, vedremo se arriverà il cambio, anche se mancano soltanto 14 secondi per tornare negli spogliatoi. Esce Tibè per far posto a Mataloni, dunque si gioca con appunto Mataloni e Arioli assieme, e anche Pinna. Quintetto basso per il San Salvatore, quintetto molto molto basso in questi secondi finali del secondo quarto. Soglia che resta in campo come detto per il momento, Arioli in lunetta, 3 giocatrici con capacità in regia insomma in questo momento, più Pertile. Gagliano è l'unica lunga di questo quintetto. Per la Techfind che cerca accoppiamento migliore dall'altra parte in zona difensiva, più che altro Arioli segna il primo. 2 punti di vantaggio ora per la Techfind, 28-26 sulla E-Work. Dentro anche il secondo per Arioli, un possesso pieno di vantaggio. Arioli torna in panchina per evitare magari di commettere qualche fallo evitabile. Primo ingresso in partita per Michela Laccorte in casa Selargius. Greta Brunelli dal palleggio, vuole andare fino in fondo col cronometro, il blocco alto di Morsiani. Pertile resta sulle sue tracce, Brunelli va dentro in 1 contro 1, si prende un buonissimo fallo con Pertile che effettivamente aveva leggermente abbassato le braccia sul tentativo di tiro nell'avversaria. 2 liberi per Greta Brunelli a 1 secondo e 4 decimi dal termine del secondo quarto. Ha giocato qui a Selargius come detto nella stagione 2014-2015, poi a 1 a Vigarano, a 1 anche a Empoli. In questa stagione 12 punti di media in 27 minuti e mezzo di impiego, col 30% da 3 punti. Dentro il secondo tiro libero per Brunelli, time out in campo. A chiederlo è coach Restivo, che con 1 secondo e 4 a disposizione può preparare una rimessa, può consentire insomma al San Salvatore di tornare negli spogliatoi con entusiasmo in caso di canestro realizzato. Vedremo un po' quale sarà l'opzione scelta in precedenza. Pertile ha provato a contenere l'1 contro 1 di Brunelli, missione non facile, c'era quasi riuscita comunque l'ala veneziana. Brunelli ha firmato il -1 E-Work facendo 2 su 2, 29-28, e insomma resta la situazione di equilibrio, filo conduttore di tutta la gara qui al Palavienna. Match equilibratissimo davvero, 2 squadre che si stanno affrontando a viso aperto, entrambe danno la sensazione di poter vincere la gara.
sembra una lotta ad armi pari, mentre dando un'occhiata al pubblico presente vediamo anche varie giocatrici della Virtus Cagliari che assistono a questa gara, giocatrici che saranno impegnate domani ancora in diretta su Directa Sport nel match interno contro la Jolly Acli Livorno. Intanto 1 secondo e 4, come detto, torna Bungaite per eseguire la rimessa per il San Salvatore. Vediamo un po', c'è la fuga di Arioli, la corte con la preghiera cortissima. Termina qui il primo tempo, vantaggio di 1 punto per la Techfine San Salvatore sulla eWork Faenza, 29-28 il punteggio sul tabellone. Noi andiamo in pubblicità, un po' di riposo, poi torneremo in diretta ovviamente per il secondo tempo qui dal Palavienna. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ed eccoci tornati in diretta dal Palavienna, manca ormai pochissimo alla ripresa del gioco, si riparte dal 29-28 in favore della Techfind San Salvatore sulla eWork Faenza. Dopo i primi 20 minuti di gioco Franceschelli, Schwienbacher con 3 falli in campo, Ballardini, Brunelli e poi con il numero 12 Baldi, questo è il quintetto di Faenza. Risponde la Techfind con Arioli, Pandori, Pertile, Gagliano e Bungaite, queste le 10 protagoniste in campo. Si attende l'ultimo ok prima della ripresa del gioco. Franceschelli sulla rimessa e poi Schwienbacher, non l'unica, con 3 falli per Faenza. Ricordiamo anche Soglia, qualche grattacapo da questo punto di vista per coach Rossi. Schwienbacher per Franceschelli, quindi l'uscita dal blocco di Ballardini accoppiata con Bungaite. Cambio difensivo obbligato ovviamente con Arioli sotto assieme a Baldi. Secondo gli arbitri c'è la trattenuta di Baldi ai danni di Arioli, cercava di avvantaggiarsi ovviamente del mismatch la giocatrice in canotta numero 12 di Faenza, usando troppo le braccia, però addirittura con una trattenuta di maglia, insomma, secondo la lettura arbitrale. Allora inizia con un fallo in attacco il terzo quarto di Faenza, mentre Arioli parte verso sinistra, va da Bungaite, ha tra le sue caratteristiche anche questo genere di conclusione. Qui non lo dimostra la lunga lituana, non è stata fin qui tra le protagoniste principali della partita. Gran penetrazione centrale, Simona Ballardini fino al capolinea per riportare avanti la eWork sul 30-29. Arioli dal palleggio, ancora una sporcatura sulla linea di passaggio per Franceschelli, lancia il contropiede solitario di Greta Brunelli. 32-29, inizia con questo mini break di 4-0 il terzo quarto. Non è cambiato il tema difensivo, pressione sulla palla, tanta attenzione sulle linee di passaggio. Qui per poco non arrivava l'anticipo di Schwienbacher, per esempio. Pandori cercava sotto Bungaite, non ci sono deviazioni qui, palla persa Selargius, buon rientro in campo per la eWork, 4 punti, un recupero e cerca la squadra di Rossi ovviamente di scalfire un po' questa situazione di equilibrio, di guadagnare un buon bottino di vantaggio consegnato per Schwienbacher. Ballardini, Brunelli
quindi si completa la circolazione perimetrale, poi palla sotto, Baldi ribalta il lato, non benissimo per Ballardini contro Gagliano, le spara la tripla in faccia, gran canestro di Simona Ballardini, 7-0 per Faenza, entrando nel terzo quarto, massimo vantaggio sul +6, 35-29, difficoltà per Arioli, ancora Arioli, il cambio di mano, scarico sotto, Gagliano, Ballardini era finita per terra a reclamare un fallo in attacco che però non è stato giudicato tale dagli arbitri, altra palla persa, come aggredisce il pallone Franceschelli che si lancia dall'altra parte, sbaglia Arioli, era terminata ancora a terra. Molto dolorante, Arioli si contorce, speriamo non sia nulla di male per lei, nulla di grave meglio per lei, ma si contorce tanto per il dolore, situazione di grande tensione per il San Salvatore, in difficoltà ad accusare un break di 7 punti per l'I-Work, forse cadendo. Si è fatta male alla mano Arioli, viene chiesto l'intervento del medico, purtroppo sembra essere serio questo problema. Viene chiesto del ghiaccio dall'assistente allenatore Marcello Ibba, che deve andare a occuparsi in prima persona delle operazioni di soccorso. Problema al polso sinistro per Arioli. Da segnalare, tornando ai temi di campo, intanto quanto Franceschelli sia stata preziosa dal punto di vista difensivo. Ha recuperato e fatto recuperare una quantità industriale di palloni. Arioli torna in panchina, molto sofferente. Il braccio sinistro è caduta male dopo il contatto. Vedremo un po', situazione critica. Arioli il capitano e il faro offensivo del San Salvatore. Anche all'interno di questa stessa partita Selagius si è trovato in difficoltà quando ha dato dei minuti di riposo ad Arioli. Ma ora se la deve cavare la TechFind in un modo o nell'altro, sperando ovviamente che sia più lieve possibile il problema della giocatrice in canotta numero 8. Qui subito linea di fondo con errore però per Schwienbacher, 7:45. Fertile dal palleggio, vedremo se andrà a prendere un po' lei in mano la situazione. Bungaite fuori, Gagliano con spazio per la tripla, secondo ferro, Bungaite lotta però tap out controllato sul pallone vagante da Schwienbacher. Dall'altra parte Franceschelli sbaglia un appoggio da sotto, recupera con caparbietà il pallone, va a prendersi il fallo. Qui giudicata fallosa la difesa, vediamo un po' di Mataloni, probabilmente viene segnalato il numero 9, fischio che fa arrabbiare tantissimo il pubblico del Palavienna, con le giocatrici di Selagius che mostravano le braccia in posizione perfettamente perpendicolare al corpo. Forse c'è stata, secondo gli arbitri, una spinta magari con il petto, con il busto ai danni di Franceschelli, che segna il primo tiro libero, aumenta il vantaggio nella partita per Faenza per la prima volta sul +7. Allora 36-29, 7-24, mentre osserviamo anche le operazioni di soccorso in panchina per Arioli. Sta per essere applicata una fasciatura rigida, mentre ritorna la press furiosa di Faenza, recupera Schwienbacher, Franceschelli, Ballardini, chiesta l'infrazione di campo, Ballardini in reverse, segna prima, però c'è il fischio, canestro con fallo, Restivo infuriato riceve il fallo tecnico. Poche volte avevamo visto il tecnico della TechFind così arrabbiato. Il pubblico si è infuriato per un mancato fischio di infrazione di campo, di qualche fallo che manca nel conto della formazione selargina.
Schwienbacher segna il libero dovuto al fallo tecnico. Non c'è stato evidentemente fallo allora sul canestro di Ballardini. Un po' di confusione a questo punto. Dall'altra parte arriva il canestro di Mataloni, vantaggio in doppia cifra in precedenza per Faenza. Sul 39-29 ha già accorciato la Tech Find appunto con il canestro dall'angolo di Mataloni. C'è bisogno che anche le altre giocatrici del quintetto della Tech Find, insomma, vista la situazione di emergenza, vadano a prendersi importanti responsabilità. Errore per l'I-Work Pandori. Dall'altra parte Mataloni, Gagliano, quindi si fa vedere Pertile, ribaltamento per Pandori, non rifiuta la tripla, la segna Martina Pandori. Può essere il canestro della riscossa. Ha già chiesto il time out Rossi. Meno 5 Tech Find, parziale aperto di 5-0. 39-34. Consegnato per Schwienbacher, Franceschelli, Ballardini. La partenza ancora contro Gagliano, che però la ferma con il contributo di Bungaite. Contropiede Selargius. Bungaite dentro a ricevere, poi il taglio di Gagliano, arriva in qualche modo la sfera tra le mani di Mataloni. Vuole coinvolgere in post Gagliano contro Baldi, prende il centro dell'area, la finta di Gagliano non rapidissima, Baldi non abbocca, allora non arriva il canestro. Brunelli è già dall'altra parte, Ballardini fa circolare sul perimetro per Franceschelli, dentro il taglio di Brunelli, fa saltare Pertile, sbaglia, poi l'ultimo tocco a rimbalzo è di Julita Bungaite. Partita che diventa infuocata, time out in campo, lo ha chiamato Paolo Rossi. Brevissimo stop anche per noi. Ricordiamo il risultato: 39-34 in favore della I-Work Faenza. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Siamo tornati in diretta, rimessa in attacco per la I-Work Faenza, riceve Schwienbacher, palla dentro per Baldi contro Mataloni nel mismatch, soccombe la playmaker del San Salvatore, torna a realizzare la I-Work 41-34, in precedenza applicata quella che in gergo viene definita una stecco benda sull'avambraccio sinistro di Arioli. A questo punto è sospetta, direi molto più che sospetta, la frattura appunto dell'avambraccio per il capitano del San Salvatore, una tegola enorme per la squadra di Antonello Restivo, che qui cerca il canestro e lo trova allo scadere dei 24 con Ballardini che chiedeva un fallo in attacco. Dicevamo, stavamo parlando della probabile MVP di questo inizio di stagione di tutta la Serie A2. Qui palla buttata letteralmente da Brunelli, dietro la schiena Mataloni riesce a mantenere il possesso, l'hesitation, poi palla sotto schiacciata per terra, Gagliano per Bungaite, Pandori e quindi Pertile mette ordine. Mataloni, palla in angolo, Gagliano prende un'altra tripla lunga e poi il pallone che termina dietro il canestro, recuperato agilmente poi da Simona Ballardini, o meglio agevolmente da Simona Ballardini. Brunelli, 4:23 da giocare, Ballardini in punta, dall'altra parte Franceschelli va a prendersi il blocco e a ricevere Schwienbacher in angolo, la partenza contro Mataloni, le passa attorno e va a realizzare, appoggiando al tabellone, il canestro del 43-36. Faenza che ora cerca di stabilire il proprio predominio sulla partita. Gagliano ribalta per Pertile, palleggio, arresto e tiro dentro, anche questo si deve accendere Pertile per
mantenere il San Salvatore in partita. Meno 5 ora, 43-38, gioca con sicurezza però l'iWork in questa fase ormai conclusiva del terzo quarto. Qui manca l'uscita sul tiro da 3 punti di Schwienbacher, recuperato il rimbalzo. San Salvatore che si sente in credito dal punto di vista arbitrale e cerca di metterci delle energie nervose in più. Ha sortito anche questo, insomma, il fallo tecnico combinato in precedenza al tecnico Antonello Restivo. Qui il pallone sporcato, torna Soglia in campo, ricordiamo anche lei gravata di 3 falli, esce Brunelli per l'iWork, rimessa in attacco Martina Pandori sul pallone. 3:26. Tanta tensione anche sulle due panchine. Mataloni, Pertile, si fa vedere Bungaite in angolo, Pandori a sfruttare il blocco di Gagliano, un pallone schiacciato per terra dove però c'erano troppe mani, allora contropiede. Schwienbacher non affonda la transizione, preferisce attendere. Ballardini seguita lontano da canestro da Bungaite, allora verosimilmente andrà ad attaccarla in 1 contro 1, è proprio così. Ballardini va dentro, batte facilmente la lituana, poi si divora il canestro. Non è la prima volta per Ballardini in questa partita. Gagliano per Pandori, dentro ancora per la numero 11, ribalta per Mataloni. Si prende il blocco di Bungaite dal palleggio, ancora Margherita Mataloni da 3, Giovanna Pertile stavolta corto, tap out di Bungaite tra le mani di Franceschelli. E allora Schwienbacher chiama lo schema 1 nell'attacco di Faenza, ribaltato il lato, Ballardini, altra tripla, piedi a posto, sbaglia qui Simona Ballardini. Bungaite rischia qualcosa perché abbassa il pallone sul rimbalzo, è fallosa la pressione di Baldi ed è il primo fallo della partita della lunga classe 2000 della iWork Faenza. 2:28 da giocare nel terzo quarto, sempre 5 punti di vantaggio per Faenza sul 43-38. Mataloni riparte la tech find con atteggiamento difensivo a zona ancora per Faenza. Qui attacca la linea di passaggio ancora Ballardini. Mataloni mantiene vivo però il palleggio, il blocco di Bungaite, Pandori fa circolare in angolo, si prende anche questa Pertile, secondo ferro, Gagliano lotta con Ballardini a rimbalzo, vince però il capitano di Faenza che porta con calma il pallone nella metacampo offensiva, lo offre poi a beneficio di Licia Schwienbacher. Pronto un cambio per Faenza, sta per tornare Chiabotto. Ballardini vuole giocare il pick and roll con Soglia, ottiene il cambio con Bungaite ma è bravissima qui sul cambio difensivo Mataloni ad anticipare la giocatrice avversaria. Gagliano apre per Pandori, deve prendere questo tiro da 3, lo manda sul secondo ferro, sta sbagliando tanto ora dai 6,75 anche a fronte di buone creazioni il San Salvatore. Soglia appoggia al vetro ma sbaglia, Pandori si prende il fallo di Baldi. Fermato il cronometro a 1:26 dalla conclusione del terzo quarto. Fallo su Martina Pandori, arriva il cambio preannunciato con l'uscita di Franceschelli e l'ingresso di Chiabotto. Secondo per Baldi, torna Tibè per la tech find, esce Giulita Bungaite che non riesce a entrare pienamente in partita dal punto di vista offensivo, allora cerca la giocatrice intelligente quale di fare altre cose utili alla causa, presenza difensiva, fosforo quando è il caso di usarlo, insomma sempre utile l'esperta giocatrice ex CUS Cagliari oltre che Palermo tra le altre in Italia. Colloquio individuale per coach Restivo, l'indirizzo di Giovanna Pertile e la giocatrice che deve un po' andarsi a prendere le redini della situazione per la tech find in virtù del suo talento offensivo. Eccola qui in azione, va a prendersi un fallo che è il terzo di squadra per l'iWork, il terzo personale anche per Ballardini probabilmente. Vedremo un po' di accertarci anche di questo non appena sarà possibile. 1:13 intanto per concludere il terzo quarto, rimessa in attacco per Pandori. Non si segna da tantissimo qui al Palaviena, sempre 38-43 il punteggio in favore di Faenza. Pertile sul lato, buona la difesa di Schwienbacher, il pallone tra le gambe praticamente di Tibè, deraglia l'attacco del San Salvatore, palla contesa, scadono i 24.
rimessa assegnata alla e-work, problemi anche al ginocchio destro di Tibè in questo caso, un po' di apprensione visto che San Salvatore ha dato tanto, pure troppo in tema di infortuni. Il Ballardini va a chiedere ad Arioli notizie sul suo infortunio. Si danno il 5 le due. Un bel siparietto tra due giocatrici che insomma hanno dato tanto anche a livello di Serie A1. Arioli ha giocato nella massima serie con il Cuscagliari, si è affacciata anche alla nazionale, una presenza per lei ovviamente ben poco al cospetto ciò che ha fatto Ballardini, ma anche Arioli insomma ha calcato a lungo i parquet della massima serie, due giocatrici che parlano lo stesso linguaggio senza ombra di dubbio. Qui è ancora ritardata la ripresa del gioco, intanto operazioni di asciugatura del parquet che vanno per le lunghe. Noi ne approfittiamo per ricordarvi anche che siamo in diretta anche su un altro fronte, il Palacus di Via Ismirionis a Cagliari, match tra Nico Basket, Pontebuggianese e Cuscagliari, con padroni di casa che hanno avuto la meglio in avvio di gara, match che ci sta raccontando il nostro Alessandro Carta. E poi domani ricordiamo ancora sempre per il basket di A2 femminile Virtus Cagliari contro Livorno. Qui sbaglia non di poco Ballardini, ma tiene vivo Faenza, si lamenta perché il pallone scivola. L'esperta playmaker faentina Gagliano sul cambio difensivo prova a contenere Ballardini, lo scarico per Soglia, attenzione al fischio, scadono i 24. Ballardini va a reclamare l'attenzione degli arbitri perché il pallone non resta in mano. A suo giudizio 30 secondi al termine del terzo quarto, sempre 5 punti di vantaggio per chi difende Mataloni dal palleggio. Pandori per la tech find, quindi Pertile, lo scarico per Tibè, riapre a Pandori, troppo lungo però questo suggerimento, costretto a inseguire la sfera Pandori e anche ovviamente a commettere l'infrazione di campo a 16 secondi e 2 decimi dal termine del terzo periodo. Ballardini sulla rimessa, non può andare ovviamente fino in fondo, la work, si va da Schwienbacher, arriva Chiabotto a prendersi il pallone, pronta Baldi per bloccare, va verso destra Chiabotto, il recupero di Mataloni, lancia il contropiede di Angelica Tibè, la stoppata da dietro di Ballardini, regolare. Scade il cronometro del terzo quarto, anzi no, viene segnalato dall'arbitro più lontano dall'azione il fallo di Ballardini, e questo dunque fa infuriare la panchina di Faenza. Tutti scontenti al Palavienna questo pomeriggio per l'atteggiamento arbitrale. Ballardini si lascia andare dalle proteste abbastanza vibranti. Tibè con 2 liberi importanti per concludere il terzo quarto. Dentro il primo, 39-43. Arbitri che avevano tenuto molto bene la gara nel primo tempo, non altrettanto è stato invece fin qui nel secondo tempo. 2 su 2 prezioso per Angelica Tibè, termina il terzo quarto, più 3 il Work Faenza qui al Palavienna, 43-40, qualche spot e poi ancora in diretta per tuffarci negli ultimi 10 minuti di partita. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ultimi 10 minuti di gioco al Palavienne, a sesto turno del girone sud del campionato di A2 femminile. Vantaggio di 3 lunghezze per la eWork sulla TechFind 43-40. Ricordiamo che il San Salvatore ha perso per infortunio il proprio capitano Arioli, vittima di una sospetta frattura al braccio sinistro, ancora medicazioni in corso per lei e ci auguriamo che questa frattura, che è solo sospetta, che venga scongiurata in un modo o nell'altro. È stato un terzo quarto molto teso, proteste da una parte e dall'altra per alcune scelte arbitrali. Parte con la zona Faenza in questo ultimo quarto. Gagliano, scelta interessante questa per coach Rossi. Gagliano, il tiro in allontanamento dentro, -1, 43-41, 42-43, chiedo scusa. Baldi per Schwienbacher, uscita di Brunelli, riceve, può sparare da 3 punti in ritardo. Pinna, graziato qui il San Salvatore, schema costruito ovviamente per il tiro da 3 punti di Greta Brunelli, che torna in possesso del pallone, affrontata qui da Gagliano, vuole il post basso di Baldi che è il mismatch contro Pinna, linea di fondo per Schwienbacher, riapre per Soglia, buonissimo attacco di Faenza con lucidità qui per trovare il nuovo +3, 45-42. Ancora zona per Faenza anche nel secondo possesso difensivo di questo ultimo quarto. Tibè, Mataloni fa circolare per Pertile, il blocco di Tibè, la tripla di Giovanna Pertile a segno per la parità a 45, come si augurava il San Salvatore. Pertile ha preso in mano l'attacco Selargino. Schwienbacher, penetrazione, buono lo scarico per Soglia dall'angolo, dentro con mano morbida, serena Soglia. Momento di grande pressione per Faenza, che però trova lucidità in questi ultimi 2 attacchi. 47-45. Subito in angolo il pallone da Pertile, chiude il palleggio in difficoltà contro la pressione di Baldi, va a farle carambolare con mestiere, insomma, il pallone sui piedi per ottenere la rimessa in attacco. 8-18 +2 eWork, ricordiamo 47-45. Marcello Iba si sgola in panchina, Pinna in campo assieme a Mataloni, le due si dividono i compiti di regia. Pertile in ala assieme a Gagliano in posizione di 4 e poi Tibè è la lunga di questo quintetto. Dall'altra parte Schwienbacher assieme a Brunelli, Baldi, Soglia e Franceschelli. Franceschelli forse il segreto difensivo nel vantaggio di Faenza fin qui al Palavienne. Mataloni dal palleggio, Brunelli stavolta col recupero ma poi è sfortunata, scivola, attacca per un istante anche in sovrannumero il San Salvatore. Tripla per Denise Pinna sul tabellone, rimbalzo portato giù da Baldi, attaccata in maniera irregolare da Gagliano, fallo personale per la giocatrice algherese che si era avventata sul pallone.
non tollererà altre proteste. La signora Cavedon di Udine ha segnato il pallone per la rimessa dal fondo all'I-Work. 8 minuti esatti per la conclusione della gara. Brunelli riceve il consegnato da Franceschelli, parte verso destra. Brunelli ancora una volta accetta il cambio. Gagliano, Baldi con la partenza molto più che sospetta. Qui poteva starci un fischio di passi ai danni di Baldi. La tripla per Brunelli, dentro. Si sveglia in un momento delicatissimo della partita Greta Brunelli per il +5. Faenza. Mataloni dall'altra parte. Il San Salvatore ha bisogno di una risposta immediata. La linea di fondo di Pinna, scivolamento difensivo in ritardo per Baldi. Fischio che va a segnalare il terzo fallo personale per Beatrice Baldi. (7:25) sul cronometro, 14 secondi per l'attacco del San Salvatore. Difficoltà su questa rimessa. Gagliano in 2 tempi riesce ad arpionare il pallone, a offrirlo poi in direzione di Pertile. Mataloni si prende il blocco di Gagliano, va verso sinistra. Pertile ad attaccare benissimo il close out, palleggio, arresto e tiro realizzato. Fa tutto benissimo qui l'ex giocatrice di Alpo tra le altre. -3 San Salvatore aggrappato alla partita nonostante tutto. Schwienbacher, uno slalom in mezzo alla difesa del San Salvatore, poi costretto a scaricare fuori per Brunelli. La finta di Schwienbacher, step back, la bomba sul tabellone, poi recupera Soglia, un preziosissimo rimbalzo d'attacco. Appoggia al vetro il +5 per Faenza. Ripristinate le distanze da parte della squadra di coach Rossi. Sta per tornare Ballardini. Mataloni dal palleggio. Pinna, Mataloni. Un'occhiata per il post basso di Gagliano dalla media. Mataloni a segno, anche lei è presente. 59-42. Schwienbacher, Brunelli consegnato, ancora la playmaker per Franceschelli in angolo. Schwienbacher attacca Pinna nell'1 contro 1 a vantaggio di chili e centimetri, segna Greta Brunelli in lunetta dopo aver risolto un piccolissimo problema di audio. Ci siamo ancora 54-49 dopo il libero convertito da Brunelli. +5 Faenza che sta riuscendo in un modo o nell'altro a mantenere questo bottino di vantaggio. Mataloni in regia, ancora per Selargius, prende il blocco di Tibello, show di Soglia. Pertile dentro per Tibè, gran giro dorsale, poi riapriva dall'altra parte per Pinna. Prima però c'era il fallo di Brunelli che era andato ad aiutare. È così, fallo di Brunelli a rapporto Mataloni da coach Restivo, terzo personale anche per Brunelli a 5:28 dalla conclusione. Brunelli che sostiene insomma la bontà della sua difesa. Proteste per Rossi, gli arbitri un po' in difficoltà anche nella gestione emotiva della gara. A questo punto pallone riaperto intanto per Mataloni dal palleggio. Ancora Mataloni che ha lavorato sul blocco, quindi Pinna, la sua penetrazione, arriva la sporcatura del pallone eseguita in maniera regolare da Faenza. Allora Franceschelli dall'altra parte. Siamo esattamente alla metà dell'ultimo quarto con la situazione che è ancora in bilico. 5 punti di vantaggio per chi attacca, riceve oltre l'arco. Greta Brunelli contro Mataloni, sale ora Soglia per bloccare, sfrutta lo spazio creato dalla compagna per il tiro da 3 punti. Brunelli manda prima sul tabellone, poi sul ferro. C'è un'altra opportunità offensiva per il San Salvatore con Mataloni, si sbraccia dentro Gagliano che vorrebbe il pallone, arriva in questo momento contro Ballardini, gran finta, Gagliano, arriva l'errore da sotto per Delia Gagliano, sfortunata qui, gran movimento però partendo dal post basso contro Ballardini. Allora +5 palle in mano, ancora i Work Faenza. Brunelli sulle sue tracce, c'è Tibè, si va per il mismatch Ballardini-Pinne intelligentemente per Faenza, pallone ribaltato, Franceschelli in ritmo da 3 punti, un cross praticamente per la numero 0, gran lavoro di Soglia che mantiene il pallone. Qui il fischio distrae un po' tutti, Gagliano forse passi qui, anzi secondo gli arbitri è tutto regolare. E allora -3 San Salvatore, 53-51
è ancora lì la Tech Find, nonostante tutto. Un solo possesso di differenza tra le due squadre, ricezione dinamica in corsa e canestro regolare per Galliano in precedenza, qui ha sbagliato invece Simona Ballardini. Mataloni, pinna, Galliano in angolo, arriva il taglio di Tibè che ha vantaggio su Soglia, le frana addosso, molto brava qui Tibè con la finta a sbilanciare Soglia. Andrà a prendersi i 2 tiri liberi che potrebbero portare il San Salvatore sul -1. Sostituzione Franceschini in campo, esce Franceschelli, quarto personale per Soglia. Ancora in campo, 3:40 la conclusione, non ha ancora un padrone questa partita. Angelica Tibè in lunetta, liberi fondamentali per Selargius, 6 punti di media, 5,6 rimbalzi, 50% a cronometro fermo per Tibè in 23 minuti di impiego. Partita un po' con le marce basse, ma sta prendendo confidenza anche lei con questa nuova realtà. Ha guadagnato la promozione in A1 lo scorso anno con Costa Masnaga, ma cerca insomma la piena maturità cestistica prima di affacciarsi nel massimo campionato. Angelica Tibè cerca la concentrazione per il primo tiro libero, sbagliato anche con un pizzico di sfortuna da parte della giocatrice classe 1996. Resta sul -3 il San Salvatore, 54-51, 3:40 la conclusione, dentro il secondo, 54-52. Chiamata maglia per Schwienbacher nell'attacco della E-Work Faenza. Brunelli taglia Ballardini all'improvviso mentre si apre per ricevere Schwienbacher. Franceschini fronteggiata da Mataloni, il blocco di Soglia, lo scivolamento regolare di Tibè. Attenzione perché ha spazio da 3 punti Simona Ballardini, primo ferro a rimbalzo, la lotta viene vinta da Pertile che è riuscita a controllare in qualche modo il pallone. Pinna, time out chiesto da Rossi, Galliano guarda il canestro, meglio ragionare in questo caso. Pinna, post basso per Tibè, arriva l'aiuto, arriva anche il passaggio coi tempi giusti, ma Pertile non riesce a controllare, per sua fortuna e per fortuna del San Salvatore. L'ultimo tocco sembrava essere stato di Franceschini. Time out allora in campo, 3 minuti 1 secondo per la conclusione della partita. Enorme sforzo da parte del San Salvatore per restare a contatto nonostante un'assenza pesantissima come quella di Arioli. I giochi sono aperti. Allora vi avevamo promesso le statistiche di questa partita. Andiamo a vedere un po'. Per il San Salvatore la miglior marcatrice è Pertile con 14 personali, 6 su 13 complessivo al tiro per lei, con anche 4 rimbalzi. Arioli con 13 in 20 minuti, insomma anche questa sera si stava prendendo un po' la scena. Ci sono gli 11 punti e 10 rimbalzi, ennesima doppia per Delia Galliano. Fin qui dall'altra parte per Faenza 11 di Ballardini, 10 con 8 rimbalzi per Soglia, dunque anche lei vicina alla doppia. Per il resto ci sono gli 11 di Brunelli, che non ha tirato però benissimo dal campo, 27%, 3 su 11 complessivo, 19 su 62 dal campo per Faenza, 30%, 17 su 45 da 2 e 2 su 17, appena l'11% da 3 punti. In casa San Salvatore invece c'è un 20 su 41 complessivo al tiro, 16 su 25 da 2, 4 su 16 da 3, 25%. Non è stata una gara fin qui per tiratrici dall'arco. Ripreso il gioco, Pertile per Tibè, il tiro frontale che si arrampica sul secondo ferro, va a prendersi con grande foga il rimbalzo Ballardini, e poi anche il fallo di Tibè a 2,52 dal termine. Terzo personale per Tibè, proteste anche da parte del pubblico, il terzo di squadra per il San Salvatore
già 4 invece per Faenza, aspetto che probabilmente andrà a condizionare il finale di partita. Chiamata maglia ancora per Schwiembacher, 2:45 al termine, ultimo quarto in corso, 2 punti di vantaggio per chi attacca. Ballardini chiusa in un vicolo cieco, riesce comunque a riaprire per Schwiembacher, dentro, bene per Soglia, sbaglia Soglia, Gagliano prova a dare una manata al pallone, poi Soglia insiste, alla fine ha ragione lei perché con il suo strapotere fisico là sotto va a prendersi un fallo molto molto prezioso. Gagliano frustrata, avrebbe voluto un fallo in attacco. Soglia, 10 punti 8 rimbalzi come detto fin qui per lei, chiede invece 3 secondi offensivi invece coach Restivo in panchina, solito mantenere una certa flemma insomma il tecnico cagliaritano, così non è stato nel secondo tempo di questa partita, tanti fischi e non fischi che lo hanno fatto arrabbiare. Sbaglia il secondo Soglia, dunque opportunità offensiva per il San Salvatore. Mataloni per Pinna, ancora Tibè e ancora zona per Faenza. Mataloni non si fida del tiro da 3 punti, vuole andare dentro, quindi sbilanciata, forse potevano starci gli estremi per un fischio, non è così. Brunelli dall'altra parte chiama lo schema 2 per Faenza, 1:56 da giocare, consegnato ancora per Brunelli, il consegnato, meglio la finta di consegnato. Ballardini va dentro, Mataloni con una gran difesa, da applausi qui la giocata di Mataloni che induce Ballardini nell'infrazione di passi. Ballardini sostiene di aver mantenuto fermo il perno, forse leggermente scivolato, quantomeno a giudizio della coppia arbitrale. 1:48, giochi aperti ancora al Pala Vienna, solo 2 punti di vantaggio per Faenza. Mataloni, Pinna, ancora il consegnato per la playmaker classe 95. Brunelli con tanta pressione difensiva, spalla canestro, Pertile a prendersi il centro dell'area, il tiro in precario equilibrio è sbagliato, il rimbalzo è ancora di Simona. Ballardini che cerca di infondere calma e serenità anche tra i compagni di squadra. Ultimi 90 secondi di partita. Ballardini, Schwiembacher, 2 punti di vantaggio per chi attacca. La pressione di Pinna su Schwiembacher, la penetrazione, la gran finta, attenzione alla tripla di Ballardini, primo ferro e poi gli dei del basket che danno una mano a Faenza, il pallone bevuto dal ferro. Più 5, 57-52, mentre ci apprestiamo ad entrare nell'ultimo minuto dell'ultimo quarto, consegnato per Pertile, dentro da Gagliano, cerca lo spazio per il tiro. Delia Gagliano, il semigancio dentro. Gagliano, prova maiuscola anche questa sera per lei. Nella San Salvatore non si arrende. Un possesso pieno di differenza tra le due squadre. La palla però è nelle mani della E-Work e per la precisione nelle mani di Licia Schwiembacher. Il suo palleggio aperto con la mano sinistra. Ballardini per Brunelli, attaccata da Mataloni, il taglio a ricciolo di Franceschini fa saltare Gagliano, il tiro è cortissimo, raccoglie Soglia. 3 secondi offensivi in questo caso per Soglia e allora 33 secondi, 1/10 al termine. Il San Salvatore va a chiamare time out per riportare un po' di ordine. Nonostante tutto questa partita può essere ricondotta sui binari della parità. Vedremo come andrà a giocarsi questo possesso offensivo. Insomma, la squadra di coach Restivo, bella reazione di Mataloni, di Pertile ma anche di Gagliano, sono le 3 che hanno unito le forze per sopperire alla mancanza di Arioli. Da sottolineare lo sforzo anche di Pinna, ovviamente di tutte le giovani, senza dimenticare Tibè, anche lei va più su sotto le planche. Faenza sta provando insomma a proteggere quel vantaggio che ha guadagnato attorno alla metà del terzo quarto, in quella situazione di confusione tra l'infortunio di Arioli e il tecnico combinato a coach Restivo. Da quel momento in poi è stata in testa la squadra di coach Rossi, ma il San Salvatore non ha mai mollato, al massimo 5 punti di distacco
rispetto alle rivali. Si riparte, ripetiamo, 33 secondi, 1/10 da giocare, rimessa in attacco per la Techfind, eseguita verso Margherita Mataloni, dal palleggio Mataloni, il pallone per Pertile, il blocco di Tibè, ancora Pertile che accelera andando verso destra, bel passo d'incrocio, appoggia al vetro il canestro del -1, 57-56, 21 secondi e 9, Ballardini sulla rimessa dal fondo, la pressione allungata per la Techfind, pinna su Schwienbacher dietro la schiena con grande freddezza il playmaker di Faenza, il fallo di Gagliano. Rossi era arrivato fino a metà campo nella concitazione, insomma, del finale. È il quarto fallo di squadra, non ci sono tiri liberi per Faenza. 13 secondi e 4 al termine, uno spot per rifiatare e poi torniamo per vivere in diretta tutto d'un fiato il finale di questa partita. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Secondi, 4/10, anzi aggiornato con ritardo il tabellone, era il quinto fallo di squadra e non il quarto per il San Salvatore, dunque sì, ci sono liberi per Richard Schwienbacher dentro il primo per il +2 Faenza. Molto importante il secondo. Sbagliato, attenzione alla lotta a rimbalzo vinta da Franceschini, Gagliano arriva a disturbarla, infrazione di passi, attenzione, time out San Salvatore a 10 secondi e 3 dal termine, sconcertato in panchina Rossi. Restiamo in diretta, partita infinita. Si attarda ancora in proteste l'esperto coach dell'A-Work, arbitraggio che nel secondo tempo ha scontentato a fasi alterne un po' tutti, mentre nel primo era stato abbastanza puntuale. 2 punti di vantaggio per l'A-Work Faenza dopo l'1/2 dalla lunetta di Licia Schwienbacher, 58-56. Si andrà, immaginiamo, Casa San Salvatore con una soluzione da 2 punti per portare questa partita al supplementare. Tante le opzioni di 1 contro 1, palleggia arresto e tiro dalla media anche per Giovanna Pertile, le ricezioni vicino al canestro di Gagliano, insomma le opzioni non mancano. L'urlo del Palavienna per sostenere la Techfind che vuole mettere in cascina la quarta vittoria stagionale, vuole arrivare magari a giocarsi questa partita al supplementare. Vediamo cosa succede in questi ultimi 10 secondi. Ricezione per Tibè, vuole servire Pertile, attenzione, la rimessa per Faenza, l'ultima a toccare è stata Pertile sul tentativo di end off per Pertile, palla persa sanguinosissima per il San Salvatore. 6 secondi e 1/10, si andrà con il fallo immediato qui, non lo spende invece Tibè e allora scorre il cronometro, riceve Ballardini, 1 secondo, finisce qui, vince l'A-Work Faenza con il punteggio finale di 58-56 dopo 40 minuti di autentica battaglia, con il San Salvatore che, nonostante il grave infortunio occorso a Cinzia Arioli, se l'è giocata fino alla fine, e San Salvatore che viene gratificato dal lungo applauso del proprio pubblico. Un po' di statistiche prima di chiudere. Top scorer della gara
Per quanto riguarda la Techfind, Giovanna Pertile 16 punti con 7 su 15 al tiro, 4 rimbalzi anzi da segnalare sempre in casa Selargius, 13 punti, 10 rimbalzi, doppia per Galliano, ha chiuso a 13 nonostante l'infortunio. Arioli, Faenza invece conclude con 14 personali di Ballardini, 10 per Soglia, 11 per Greta Brunelli. 58-56, ricordiamo ancora, prima sconfitta stagionale in casa per la Techfind, che arrivava da 2 successi consecutivi, vede dunque concludersi questa striscia vincente, vittoria preziosa dopo il turno di riposo invece per la E-Work Faenza, che raggiunge proprio la Techfind a quota 6 punti in classifica. Questo il saluto collettivo del pubblico del Palavienna. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.